Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Questa sera la bellezza delle musiche di Ennio Morricone, le avete riconosciute, sono la colonna sonora del film Once Upon a Time in America. Questa sera la bellezza di queste note incontrano la struggente bellezza della nostra città, di questa scalinata di Modica. Banda musicale Città di Modica, Belluardo Risadelli, il maestro Corrado Civello. Eccoli qua. Questa sera concerto per la festività di San Pietro, con appunto la banda musicale Città di Modica, tanto il programma che vi offriremo, che i ragazzi della banda vi offriranno, facendovi ancora una volta riscoprire e ad ascoltare la bellezza delle colonne sonore di Ennio Morricone. Questo vuole essere un omaggio al maestro Morricone che la banda musicale ha voluto offrire alla città e a tutti quanti voi dopo il secondo anno della sua scomparsa. Avete ascoltato Once Upon a Time in America, adesso ascolteremo la colonna sonora di un altro film importante che ha musicato Ennio Morricone, La Califfa. La Califfa è una storia, un romanzo tratto da Alberto Bevilacqua, scritto nel 64, il film del 70-71 mi pare, che racconta la storia di un'operaia che perde il marito nelle lotte operaie, una bellissima califfa, che rimanendo vedova sposa, si innamora di un imprenditore importante e riesce attraverso il suo amore, attraverso la sua bellezza a far sì che l'imprenditore trasformi il suo concetto di impresa, la trasformi in un'impresa sociale. Purtroppo la storia finisce tragicamente perché l'imprenditore viene assassinato, ma intanto lascia un segno importante nella storia dell'imprenditoria italiana. Alberto Bevilacqua l'ha raccontato nel suo romanzo, nel film del 71 appunto si racconta questa storia, e Ennio Morricone la banda musicale questa sera la offre a voi. Ancora una volta banda musicale Città di Modica, Belluardo Risadelli, il maestro Corrado Civello.
sempre qualche secondo per godere dei meritati applausi di questo sodalizio musicale che è cresciuto negli anni, è diventato sempre più consolidato e soprattutto sempre più professionale. Bravi, e complimenti anche per la bella magia che ci state regalando questa sera. Quindi abbiamo ascoltato brani tratti dalla colonna sonora del film La Califfa, adesso invece sempre brani delle colonne sonore realizzate da Ennio Morricone, The Good, The Bad, The Good, The Bad and the Ugly, Il buono, il brutto e il cattivo, un altro film western del 1966 di Sergio Leone, che vide il debutto di Clint Eastwood, un film campione degli incassi, con oltre 38 milioni di dollari, allora per incassato nel 66, ha proiettato tra l'altro Clint Eastwood alla celebrità in tutto il mondo. Questa sera, ancora una volta, la banda musicale Città di Modica ci offre brani tratti da questa colonna sonora. Prego, a voi, maestro Civello.
Bravissimi complimenti, sembrava di scorrere le immagini del film per un istante, tanto è stata coinvolgente questa esecuzione. Adesso si cambia completamente genere, breve parentesi rispetto all'omaggio ad Ennio Morricone, con un medley di brani dedicati ad una delle band italiane più longeve in assoluto, i Pooh. Quindi ascolteremo i brani storici dei Pooh come Piccola Chetti, Tanto voglio di lei, Uomini Soli, fermerà la musica, pensiero, insomma i Pooh questa sera offerti dalla banda musicale Città di Monica, che ci regaleranno le loro note. Grazie ancora maestro Cevello.
emozione pura. Bravi, bravi, bravi davvero. Eh sì, queste sono le eccellenze che riesce a esprimere la nostra città. Un progetto culturale prima che un'eccellenza, un grande sogno che si è realizzato, si è concretizzato ogni giorno, sempre crescendo di più come un fiume in piena, grazie all'intraprendenza, alla caparbietà, anche alla testardaggine di chi ci lavora per aggregare questi fantastici ragazzi, tra cui il maestro Corrado Civello. Maestro, ti voglio qui vicino, perché prima di continuare con il concerto, due parole dobbiamo spenderle, per questo che io appunto amo definire un progetto culturale una eccellenza. Il risultato è questo, quello che abbiamo visto tutti quanti, quindi forse le parole non occorrono, però se le aggiungiamo riusciamo a spiegare ancora meglio quanto sacrificio, quanta dedizione ci vuole per ottenere poi questi risultati. Nulla è scontato, come d'altronde in ogni campo e ovunque. Come diceva, intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui così numerosi per loro. Grazie. Sì, una scalinata grevitissima, davvero riempie il cuore. Come ben diceva Enzo, ci sono dietro tantissimi sacrifici miei, del presidente, di mio fratello, di tutti gli insegnanti della scuola musicale e dei ragazzi che vengono assiduamente a lezione, alle prove, a volte lasciando anche altri impegni presi da prima e magari io li rimprovero, però alla fine vengono e questi sono i risultati. Lasciando magari qualche impegno, ma magari lasciando anche la TV o lasciando anche il telefonino. E quella è la pecca, il telefonino. E loro lo sanno bene, quando entrano in sala musica il telefonino è quasi bandito, proprio in banda è bandito. Ecco, spieghiamo intanto cos'è la scuola musicale, cos'è questo progetto, per chi non lo conoscesse. Il progetto della scuola musicale nasce 7 anni fa insieme alla banda, è nato gratuitamente e così è continuato fino ad oggi, speriamo di poterlo mantenere. E la scuola musicale l'abbiamo intitolata ad un vecchio nostro compagno, amico di viaggio in banda, il signor Peppino Galfo, che ahimè non c'è più. E basta, ci sono 9-10 insegnanti nella scuola musicale, da un paio d'anni abbiamo le classi di violino, viola e violoncello e quindi direi di ringraziare e salutare tutti i maestri della scuola musicale, qualcuno è anche presente qui stasera con noi. In primis abbiamo la maestra di flauto, lo tengo io? La maestra di flauto e ottavino Antonella Linguanti. Poi abbiamo l'insegnante di oboe che ha fatto magistralmente, ha eseguito magistralmente anche l'assolo nel brano La Califfa. Abbiamo Luciana Danieli, la maestra Luciana Danieli. Il maestro Sergio Civello che ci cura le trombe e tutti gli ottoni, che ha eseguito magistralmente anche il brano al pianoforte. E poi abbiamo l'insegnante di violino che non è presente per impegni presi già prima, è Daniele Ricca, e abbiamo l'insegnante di violoncello, anche lei non è qui stasera, è Martina Monaca, e l'insegnante di sassofono Giampiero Fronte, l'insegnante di percussioni che vaga qui tra di noi, eccolo là, Giuseppe Valenti, Giuseppe Valenti è entrato da poco nella nostra squadra, nella nostra famiglia, mi piace il termine famiglia e loro lo sanno, perché veramente io credo che sia la banda una famiglia, ci si diverte, si mangia, si ride, si scherza, ci si arrabbia, ci si litiga, ci si fa di tutto come in ogni famiglia, ma poi dopo ci si fa pace e questi, ripeto, sono i risultati. A proposito di risultati, poco fa prima di iniziare il concerto ho sentito qualcosa che penso sia molto gratificante per la città ma anche per il vostro lavoro, una masterclass. Questo penso che sia un raggiungimento importante, un obiettivo importante. Di cosa si tratta e in che ambito? A breve ci sarà la masterclass in percussioni che sarà tenuta dal maestro Caccioli, che è il percussionista dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, e sarà il 5 e il 6, giusto? 4 e 5 luglio, queste date non mi sono entrate in testa, però chiamerei io proprio Lupus in Fabula il maestro Giuseppe Valenti, perché visto che è lui il docente della classe di percussioni della banda, a spiegare meglio il progetto in pochissime parole. È una masterclass naturalmente dedicata ai nostri allievi che non pagheranno,
ma anche ad altri ragazzi, anche esterni, che ahimè dovranno pur pagare perché ci sono delle spese da sostenere. Passo a te la parola. Grazie Corrado, buonasera a tutti, benvenuti. Finalmente dopo 2 anni e mezzo respiriamo un po' di musica, che forse è la cosa più importante, perché il Covid ha tenuto a bada 50 leoni e quindi non è 71 leoni, e quindi la masterclass avremo l'onore di ospitare lunedì e martedì prossimi della prossima settimana, il 4 e 5 luglio, il maestro Giuseppe Cacciola, che è il primo percussionista del Teatro alla Scala di Milano, nonché l'insegnante della Filarmonica della Scala annessa, che ci terrà una masterclass di 2 giorni sull'utilizzo degli strumenti a percussione nelle orchestre di fiati e nelle orchestre sinfoniche. La masterclass si concluderà il 5 sera con un mega concerto di tutti i corsisti. Ad oggi contiamo, le iscrizioni scadono martedì, giorno 28, ad oggi contiamo già 14 iscritti, provenienti dalla provincia di Siracusa, da tutta la provincia di Ragusa, ce n'è anche della provincia di Messina, e quindi faremo una bella full immersion su questo meraviglioso mondo che è la percussione. E io vi invito, se siete a Modica, già giorno 5 luglio alle ore 20:30 presso i locali della banda musicale Belluardo Risatelli per il concerto finale dei corsisti, che è da non perdere ed è soprattutto gratuito. Grazie mille e spero di rincontrarvi allora la prossima settimana. Grazie e buona serata. Grazie maestro per le delucidazioni e per l'invito il 5 luglio sera. Maestro Civello, siete infaticabili, la vostra attività prosegue e, come suol dire lei, soprattutto nel periodo estivo, la scuola e la musica non va in vacanza, che non è soltanto un motto, ma è sintomatico anche di un'attività, dell'attività che voi fate in estate. Concludiamo raccontando questo progetto e poi continuiamo con la nostra musica. Allora, già da qualche anno mi sono inventato, poi l'ho detto al presidente, mi ha detto sì, facciamola, questo progetto, perché ai miei tempi, quando andavo in banda a 9, 10 anni, 11 anni, poi praticamente in estate finivano le lezioni, si prendeva lo strumento e si appendeva. Non era un po' il mio caso perché io studiavo ugualmente, però la maggior parte di tutti i miei amici facevano così, quando si ritornava a settembre era peggio di prima. E quindi ho detto al presidente, perché non fare in estate qualcosa per questi ragazzi, anche non solo per i ragazzi della nostra banda, degli allievi, ma anche per i ragazzi della città. Ormai ci sono tante scuole, istituti comprensivi musicali appunto con strumenti a fiato eccetera, quindi è esteso un po' a tutti. Quindi a luglio inizieremo anche quest'anno questo progetto, si riuniscono tutti i ragazzi della scuola musicale che hanno già lo strumento, anche i ragazzi che sanno fare una sola nota. Alla fine, a ottobre, faranno un concerto, anche quelli che sapevano una sola nota ne sapranno 20, e faranno anche loro il concerto di inaugurazione del nuovo anno accademico. E naturalmente è tutto gratuito. E quindi rivolgiamo l'invito a tutte le famiglie che in questo momento stanno qui ad affollare la nostra scalinata. Se avete ragazzi che hanno voglia di fare musica e studiare qualcosa in estate, possono farlo tranquillamente. Maestro, proseguiamo con il nostro concerto, passando adesso ad un altro genere, un po' più new age, con River Flows in You, che si tratta... È un brano di Iruma, al pianoforte abbiamo il maestro Sergio Scivello, la banda musicale Città di Modica, Belluardo Risatelli, e con la quale glielo facciamo un altro applauso perché sono belli, bravi e anzi bravissimi. Grazie.
Maestro Sergio Civello, maestro Corrado Civello, superlativi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Continua il nostro concerto, ritornando dopo questa parentesi dedicata ai Pooh e al maestro Iurama. Torniamo adesso ad Ennio Morricone con un altro film della trilogia dei film di Sergio Leone, Once Upon a Time in America, Once Upon a Time in Western. Questa volta invece ascoltiamo brani tratti dalla colonna sonora del film A Fistful of Dynamite, Giù la testa tradotto in italiano nella versione italiana. Ancora per voi il maestro Corrado Civello con la sua banda.
Ho sempre difficoltà ad entrare in scena perché non voglio rubarvi tutti gli applausi fino all'ultimo, che vi meritate tutti quanti perché siete davvero bravi, l'abbiamo già detto. Proseguiamo ancora con un altro brano di Ennio Morricone, Gabriel's Oboe, che fu scritto per il film Mission, che venne candidato nel 1986 all'Oscar. Poi furono realizzate anche altre versioni, ora ultimamente la Chiesa Cattolica ha anche mutuato questa versione musicale per lo spot per la donazione dell'8 per 1000, quindi riascoltandolo sicuramente lo riconoscerete tutti quanti. Ancora una volta a voi il maestro Corrado Civello.
Applausi tutti per voi. Meritatissimi, bravi. Banda musicale Città di Modica, Belluardo Risadelli. Eccolo qua il nostro orgoglio. Bravi ragazzi. Ci avviamo ormai alla conclusione quasi del nostro concerto con un brano tratto dal film Metti una sera a cena. Il successo di questo film è stato dovuto soprattutto grazie alla colonna sonora proprio di Ennio Morricone, che con la sequenza ascendente di 3 note ripetute poi ossessivamente lungo tutta poi la trama musicale creò la bossa nuova, che venne poi eseguita da tantissime orchestre in tutto il mondo. Ancora oggi è un classico della musica lounge. Quindi stasera per noi esegue Metti una sera a cena la banda musicale Città di Modica, Belluardo Risadelli, diretta dal maestro Corrado Civello.
Grazie maestro, siamo giunti ormai davvero al termine del concerto. Prima di lasciarvi l'ultima sequenza di brani dedicati appunto al Morricone Project, dei ringraziamenti che sono d'obbligo. Ringraziamenti innanzitutto al Comune di Modica e al Ministero della Cultura che hanno patrocinato questo evento, e poi lo ha già fatto il maestro Civello, ma mi piace che lo faccia anch'io, perché è giusto anche dare il giusto tributo a coloro i quali sono impegnati nella realizzazione di questo concerto, che sono i maestri, innanzitutto i maestri solisti, che sono il maestro Sergio Civello e l'oboe solista Luciana Danieli. E ancora il nostro direttore della scuola musicale Corrado Civello, che è anche maestro di teoria e solfeggio e clarinetto, il maestro di flauto Antonella Linguanti, di oboe Luciana Danieli, la tromba, filcorni vari e trombone sempre il maestro Sergio Civello, e ancora al sassofono Giampiero Fronte, le percussioni Giuseppe Valenti, al violino e alla viola il maestro Daniele Ricca, al violoncello la maestra Martina Monaca. Poi abbiamo gli allievi che si sono esibiti, che sono il sax contralto Alessandro Biscetti e al clarinetto Simone Cerruto. E un grazie ovviamente al nostro service, il CTA Service di Giuseppe Andrea Iozia, che sono stati magistrali nell'amplificare in un contesto così particolare e unico quale quello della Scalinata di San Pietro e del centro storico i ragazzi della banda. E ovviamente un grazie a tutti quanti loro, perché siete stati davvero eccezionali. Il vostro impegno e la vostra passione vi ha premiati questa sera con questo concerto che ci avete regalato, che è stato davvero una grandissima emozione. Grazie ancora. Adesso cedo il palco al maestro Corrado Civello, che si era perso tra i suoi ragazzi, per concludere il concerto in onore dei festeggiamenti del santo patrono della città, San Pietro, con gli ultimi brani dedicati al maestro Morricone, perché questo concerto appunto è stato dedicato prevalentemente a lui, per ricordare la grandezza di un'altra eccellenza tutta italiana, quella era quella del maestro Morricone, con alcuni brani tratti appunto da Morricone Project, ed eccolo qua. Maestro Civello? Abbiamo dimenticato a dire che in tutte le cose che abbiamo fatto, eccetera, sì, spostiamoci più al centro. Praticamente siamo entrati nel circuito Ambima, e quindi anche i ragazzi della nostra banda fanno parte, alcuni 5-6 ragazzi della... E il circuito, spieghiamolo anche per non addetti ai lavori. Sì, è un'associazione nazionale di bande italiane, quindi a livello italiano. Noi siamo la banda più numerosa in Sicilia. Su quante bande sono associate, Presidente? 500? In Sicilia 5.000? 5.000 iscritti, non bande. 5.000 iscritti, siamo la banda più numerosa, e abbiamo 5 elementi della nostra scuola musicale che suonano nella banda regionale Ambima, e un ragazzo che è Andrea Sudano, che ha fatto le selezioni, le ha superate per la banda nazionale, e Ambima ha suonato anche nel Teatro del Maggio Fiorentino. Complimenti! Complimenti ancora, porta alto il nome di Modica ovunque. Benissimo. Morricone Project, maestro Corrado Civello, banda musicale Città di Modica, Belluardo Risadelli.
Eh sì, maestro, non possiamo sottrarci perché è difficile separarsi da questo evento questa sera per la magia che si è riusciti a creare, quindi un bis dobbiamo per forza riascoltarlo con grandissimo piacere, perché così ce ne andiamo ancora più appagati rispetto appunto alla magia che ci avete regalati. E allora torniamo su Ennio Morricone con il buono, il brutto e il cattivo? Benissimo, e allora torna Ennio Morricone con le sue magnifiche note di questo fantastico film, Il buono, il brutto e il cattivo.